Amici di Directa Sport, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Quartu Mirafin, un 2025 non semplice sino ora, quello del Quartu che nel nuovo anno ha vinto solo 2 partite su 6, l'ultima il 25 gennaio. Può battere Serginho, palla forte, in mezzo arriva Daniele Sau, quinto gol del numero 45 e 1-0 per il Quartu. Fischia Billone, può andare Serginho, destro, la incastra sotto la traversa, segna anche il capitano. Serginho a sinistra, in banda Cau, taglia il campo, Previdelli, sgasata poi destro, gran giocata del classe 2008, sempre più protagonista con la prima squadra del Quartu. Previdelli, Serginho scava, grande idea, Pisu, adesso è un 3 contro 0, va Pisu in mezzo, gran palla di Pisu, gestione perfetta del contropiede, segna anche Cau, il Quartu vola. Dominici, sposta a sinistra, Galati, ancora Murato, ancora da Casponi, poi Dominici, apertura da Giorgi, in parallela Chiomenti, palla centrale, Dominici! La Mirafin gestisce benissimo la superiorità con il portiere di movimento. Galati deve puntare Sau, alla fine ricomincia il 10, palla centrale rischiosissima, Serginho è un 1 contro 0, va da solo, anche la doppietta per Alves, Carnero, Sergio Eduardo. Adesso ci sono 10 minuti e un secondo, Serginho scava, secondo palo a square, gran palla di Serginho e poi gran gol di Asquer. Chiomenti, campioni, alza il pressing Cau, lo fa anche Serginho, Dominici rischia ma passa, ora a sinistra, Messina non calcia, ora sì, spacca la porta Alberto Messina, suolata, passa Chiomenti, palla forte, a rimbalzo Dominici, sulla schiena di Cau, poi Cara stoppa, calcia anche lui, da porta a porta, segna anche Francesco Cara, dopo le parate, il gol per il portiere del Quartu. Di Luzio, imbucata che non filtra, ancora Serginho, ancora da lontano, ancora il Quartu, fa anche la tripletta Serginho, è 8-2. Ultimissima palla per la Mirafin, finisce qui. 1, 2 e 3 i fischi di Billone, ma anche i punti per il Quartu che torna a vincere dopo un mese di astinenza. Lo fa molto bene, lo fa battendo 8-2 la Mirafin.